Da una terra più matrigna che madre, dove la zolla è fango e la palude è pantano, sorge il rustico abituro di una famiglia sarda, isolato nella landa deserta. Siamo presso la torre del Lazzaretto, di contro ad Alghero, in provincia di Sassari. L'acqua stagnante e corrotta crea senza posa il flagello inesorabile della malaria, che per secoli ha reso inabitate e incolte le sconfinate plaghe dell'isola. Questa povera gente, per salvarsi dalla strage, deve sgombrare, caricare persone e cose su di un carro e dire addio alla dimora. Una coppia di generosi buoi sembra partecipare all'avverso destino dei padroni, che al seguito del carro da essa trainato malamente arrancano di tra la melma e il limo. Ma il secolare flagello sta per essere domato. Mentre con alti sbuffi e fiocchi di fumo poderose mine squassano la roccia che viene utilizzata per costruire strade, dighe e acquedotti, centinaia di cantieri sorgono in tutta la Sardegna ad opera della Cassa del Mezzogiorno. È un prodigioso atto di volontà, un'azione gigantesca, un'opera grandiosa di bonifica agraria ed umana che redime il suolo e affranca lo spirito, infonde il senso della vita dove era solo abbandono, desolazione e morte. In provincia di Nuoro, per collegare al capoluogo Siniscola, Bolotana, Orune ed Orgali, si lavora a costruire strade e altrettanto si fa in provincia di Cagliari e di Sassari. In località Lazzaretto, con potenti trattori a cingoli, si squarcia il ventre della terra o si carica il pietrisco. Si trasporta da un punto all'altro il materiale mediante veloci carrelli. Si addenta la terra con la più modesta forza dell'uomo. Dove prima era un terreno arido e petroso, un'aspra brughiera e una sterpaglia cruda, ecco una strada già ultimata lungo la quale passano autoveicoli in corsa. La tabella, con la sua sintetica dicitura, informa il lettore che tutto questo lavoro di redenzione si svolge sotto l'egida dello Stato. Da una chiostra di colline alla visione di una candida spumeggiante cascata tra le rocce. Elemento assai prezioso ovunque e soprattutto in Sardegna, che molto ne difetta, l'acqua è la vita della terra. Un succedersi di colossali opere di bonifica idrica, dagli acquedotti di Olbia e di Nuoro e del Sarcidano alle dighe di Mulargia e di Monteprano, serbatoi e canali eseguiti a regola d'arte. Tra gli istituti finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno giganteggia l'ente autonomo del Flumendosa, il quale costruisce 3 grandiose e modernissime dighe per sbarrare il corso del fiume a 2 suoi affluenti.
cominceranno a profilarsi sullo schermo gli aratri meccanici guidati dalla tenacia dell'uomo che sa piegare e ridurre al suo volere anche la terra più ribelle, da cui trarrà per una legge antica e sacra, col sudor della fronte, fondamentali mezzi di sostentamento e di vita. Su ampie distese bonificate, un folto gruppo di contadini lavora la terra, non lungi da una bella fattoria. Una delle tante aziende modello che sono sorte in attuazione della riforma agraria e le cui opere sono finanziate sia direttamente e sia indirettamente dalla Cassa del Mezzogiorno. Ma lasciamo la terra e passiamo alla casa. Anche nel settore dell'edilizia la Cassa del Mezzogiorno ha fornito i larghissimi mezzi occorrenti alla costruzione degli alloggi. Lo provano questi operosi cantieri, dove si lavora senza sosta per approntare edifici pubblici e civili abitazioni alla popolazione sarda che ne ha tanto bisogno. Tra breve, quando si sarà giunti alla copertura, il tricolore garrirà al vento dell'isola e tecnici e maestranze festeggeranno insieme il compimento del loro lavoro. No, questa non è un'altra cascata d'acqua, è una cascata di candido latte che dai secchi si riversa in un capace recipiente di metallo per poi passare alle multiple lavorazioni richieste dalle buone norme dell'igiene e della sanità. Ecco le mansuete produttrici del sostanzioso alimento, razionalmente alloggiate nelle comode e nette stalle, e un delizioso vitellino di fresco uscito dall'alveo materno, mentre i più grandi sono alimentati mediante un curioso biberon, il quale nella sua semplicità si dimostra adattissimo alle labbra di un vitellino. Solo al più piccolo viene concesso ancora il privilegio della poppa materna. I ragazzi della fattoria corrono dietro a un altro e gli danno la baia, creando una idillica scena degna di Teocrito. Fuori si distende la vasta campagna bonificata, che ha già dato in gran copia grani e biade, cui due colossali silos fanno la buona guardia.